gente. Sto seguendo con molto interesse questo referendum fondamentale per il nostro futuro, importante e molto cagato da tutti. Voglio farti una confessione. Sono fascista. Ebbene sì, sono fascista. Allora, lo sai? Allora. Io chiedo, sto scherzando, noi ci dissociamo assolutamente dalle parole di questo troll. ovviamente sto scherzando. Che ti facciano una manifestazione sull'antisemitismo, va benissimo. Io non devo dimostrare nulla perché sono antisemita, certo, in modo costitutivo, sono antisemita dentro, non devo... Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Va adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Eccoci qua, buonasera a tutti. Qua dovrebbe esserci il caro Gazza, ma è stato rapito, è stato trattenuto, esatto. Quindi noi lo aspettiamo, quando verrà finalmente rilasciato potrà unirsi con noi ai Barbari Eleganti. Bentornati ai Barbari Eleganti. Insomma, arriviamo da 3 settimane, era 3 settimane che non avevamo la formazione al completo, non ce l'abbiamo neanche oggi. Esattamente. Ma perché lunedì scorso era il 2 giugno, festa della Repubblica, importantissima, quindi la nostra puntata ai noi è saltata. Il 26 maggio, 2 lunedì fa, io ero a Bibbione e avete assistito alla puntata Scognamiglio, Vittorio e le donne. No, bellissima, è stata una bellissima puntata. Io sono 3 settimane che me la riascolto in loop tutti i giorni. Buonasera a tutti, bentornati ai Barbari Eleganti. Qui con voi c'è il vostro Marco Rubeo insieme al cugino Vittorio Pablito Las Mujeres, coi capelli sempre più lunghi. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Tra poco ci raggiungerà anche Gazza, speriamo se verrà rilasciato. Cugino, cosa hai fatto questo weekend? Dove sei andato? Sei andato al mare? Sei andato al lago, in montagna? Ho partecipato al rapimento di Matteo Gazzola. Perfetto. Da parte dei servizi segreti ucraini. Da parte dei servizi segreti ucraini, incredibile. Ve lo confessiamo in diretta, sì, assolutamente. Matteo Gazzola verrà rilasciato solamente quando dirà che il signor Putin è un criminale di guerra. Ah, benissimo. Sarà questo mi sa che non lo darà mai. Quindi... esatto. Allora, cugino, hai visto i risultati di questo mirabolante referendum? Sei soddisfatto di come è andata? Beh, direi di no, cioè speravo che in una frequenza ancora più bassa così del referendum sulla giustizia di qualche anno fa, che raggiunse il 22% di affluenza. Ecco, questa era una buona occasione per trovare un referendum che potesse fare addirittura peggio di quello del referendum giustizia, però è andata così. Interessanti sono i risultati sulla cittadinanza, che anche tra chi è andato a votare risulta ancora più bassa rispetto a quella degli altri, dei primi, certo. Di una quasi metà dei votanti che si è espressa contraria invece, quindi insomma non è stato un risultato basso solamente in termini di affluenza, ma in particolare per il referendum sulla cittadinanza è stato un risultato basso anche in termini della serie Maggi per favore non piangere. Esatto, anche come risultato. Ci dicono che abbiamo già una chiamata. Buonasera. Buonasera, e chi può essere? Indovinello? Bentornata Lisetta. Grazie a voi. Buonasera. Io non voglio parlare sui referendum perché tanto non sono andata a votare, perciò ha fatto benissimo. Non me ne frega niente. Allora, scusate, qualcuno di voi possiede qualche cane? Qualche cane? No, sono allergico ai cani. No, in realtà l'avevo fino a qualche anno fa, ma è morto. Volevo parlare sulla legge che hanno fatto sugli animali. Sì.
E io aggiungo anche, ragazzi, i padroni maleducati dei cani, con bel punto di domanda. Ah, guardi, non me ne parli dei padroni maleducati dei cani perché... Sì. Io poi che abito vicino alla strada dove c'è il semaforo è meglio non parlare, appunto, però volevo parlarne, appunto, certo, per avvisare qualcuno che siamo alle solite. La furia animalista, perché io la chiamo così, con le lobby di pressione, arriva a far varare una legge che prevede 4 anni di carcere per chi maltratta un animale. Sì. A parte, io dico, le varie casistiche che andrebbero ben distinte, non si tiene il minimo conto invece di quando gli animali, leggi, i loro padroni maltrattano i diritti e le proprietà altrui, pubbliche e private. Sì. Siete d'accordo? Certo. Allora, mi riferisco a quei maleducati che fanno pisciare e defecare i loro cani in ogni dove, nei centri delle città, sulle recinzioni delle case, sui cancelli, sulle ruote delle auto e sulle proprietà private altrui. Certo. E nonostante la condanna pubblica e sociale, continuano imperterriti a lodare ogni dove. Ecco, ragazzi, costoro sono gli inflessibili fustigatori, dico io, che hanno chiesto la galera per chi osi toccare i loro beneamati. A quando allora, ragazzi, una legge che condanni a 4 anni di carcere e migliaia di euro di multa anche il proprietario, sorpreso a permettere al suo cane di sporcare le cose e le proprietà altrui? Un bel punto di domanda, io finisco quello che dovevo dire. Va bene, grazie. Serata, ragazzi. No, assolutamente, sarebbe assolutamente da fare perché di brutte esperienze con i cani, soprattutto nel mio vicinato, se ne sono viste molte e non puoi mai osare dire nulla perché è un cane, cosa ci vuoi fare? Ma sì, questo qui mi abbaia per tutta la notte per ore e ore, ma è un cane, che ci vuoi fare? Vogliamo arrivare dai carabinieri? Ma sì, tanto, stiamo parlando di cani, i migliori amici dell'uomo. O no, cugino, tu che ne pensi? Guarda, lasciamo stare questo argomento, se no si rischia il penale. Esatto, si rischia il penale. Beh, insomma, stavamo parlando di Maggi e per favore non piangere. Allora, vogliamo leggere le dichiarazioni io direi Riccardo Maggi, per favore non piangere e soprattutto non ci rimanere male, ma ci è rimasto malissimo. Dichiarazione di Riccardo Maggi subito dopo aver saputo dei referendum, cioè del mancato raggiungimento del quorum per i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. Il quorum è diventato un ostacolo per la democrazia. Chiederemo alle forze politiche di sostenere una legge di riforma costituzionale per eliminare il quorum. Presenteremo anche un disegno di legge parlamentare per cambiare la legge sulla cittadinanza del 1992. Diciamo, Riccardo Maggi, per favore non piangere, cioè l'ha presa proprio male. Ma anche perché veramente, cioè, cosa ti aspetti da un referendum che è molto tecnico e molto complicato di suo, cioè sulle schede era sì. Chi è andato a votare lo avrà sicuramente notato. Per questo, secondo me, un referendum dovrebbe essere tranquillamente uno strumento da utilizzare per determinate tematiche, come può essere delle battaglie per i diritti civili. Sì, quello sulla cittadinanza andava benissimo. Ma come è stato quello sul divorzio, che poi in realtà non era neanche un referendum abrogativo, cioè sì, certo. Era consultivo, quindi non aveva non aveva uno scopo di legge, cioè una volta raggiunto il risultato, e non c'era neanche il quorum, se non questo io non ma allora i referendum secondo me vanno bene e hanno ancora senso a livello consultivo e a livello costituzionale. Il referendum abrogativo, soprattutto in questo periodo storico dove con lo SPID si raggiungono molto facilmente il 500.000 di firme, se andiamo avanti così rischiamo l'anno prossimo di trovarci altri 10 quesiti referendari, poi l'anno dopo altri 10 quesiti referendari che puntualmente ma come non raggiungeranno il quorum. la puntata scorsa, cioè noi siamo una democrazia rappresentativa. Certo. Queste materie tecniche devono essere portate avanti dai rappresentanti democraticamente eletti in Parlamento, che fanno a cui noi deleghiamo il potere legislativo che ha la popolazione. Per cui fare dei referendum su delle tematiche tecniche così importanti è un enorme spreco di denaro pubblico innanzitutto, ma anche di tempo, perché la gente farà fatica sempre ad informarsi
soprattutto quando ti viene posto da entrambe le parti, con uno andate in vacanza e non andate a votare, e dall'altra se non andate a votare siete dei pezzi di merda contro i diritti dei lavoratori, e se poi venite maltrattati sul lavoro, cazzi vostri che non siete andati a votare, perché il livello del dibattito è stato questo. Ma esattamente, se tu vuoi fare in modo che questo referendum abbia un esito positivo, spiegalo alle persone, non darle diventare buoni dei contro mostri a cattivi, prescindere, esatto, certo. dei buoni contro cattivi, spiegalo, fallo capire, perché è una tematica difficile che non tutti possono comprendere. E invece ancora una volta il dibattito politico è sceso a buoni contro cattivi, noi contro di loro, e quindi io penso che questa affluenza bassissima sia stata voluta da un elettorato di centrodestra che ha capito che era il caso di astenersi, e cioè questa bassa affluenza non è stato un disinteresse come lo fanno passare in tanti, guardate i cittadini che se ne fregano della politica, del loro futuro, dei loro diritti sul lavoro, è stato voluto ed è stato capito anche. Quindi allora l'abbiamo tirata un po' più per le lunghe, andiamo subito con la prima canzone, poi continuiamo il discorso dopo. Una canzone di giubilo, cugino, possiamo dirlo, anche perché senza nasconderci dietro un dito, noi in questo momento, cugino, possiamo dirlo, stiamo godendo per questo mancato raggiungimento del quorum. Quindi Salomé de Bahia con Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Brigitte beijou. Na tela do cinema todo mundo se afobou. Brigitte Bardot, Brigitte beijou. Na tela do cinema todo mundo se afobou. Bebê, por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Será o nariz? Será o tornozelo? Será o cotovelo? Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é Brigitte Bardot. Brigitte beijou. Na tela do cinema todo mundo se afobou. Brigitte Bardot. Brigitte beijou. Na tela do cinema todo mundo se afobou. Bebê, por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Será o nariz? Será o tornozelo? Será o cotovelo? Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é. É a Brigitte Bardot. Revolução total no cinema mundial. Brigitte Bardot, Brigitte beijou. Na tela do cinema todo mundo se afobou. Bebê, por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é Brigitte Bardot. Rieccoci su Radio Libertà. È arrivato Gazzola. All'improvviso sono arrivato a differenza. Non la Paradiso all'improvviso, ma il Gazzola. No, il Gazzola all'improvviso. Sono arrivato a differenza degli elettori del PD che non si sono recati alle urne, quindi non li hanno visti arrivare neanche stavolta. Ragazzi, è così, è un po' la democrazia. Hai goduto un po' anche tu. Abbiamo salutato gli ascoltatori dicendo stiamo un po' godendo. Sinceramente, ecco, dacci la tua opinione. Sinceramente, no, il voto per carità è sempre sacro. Mi sarebbe piaciuto vedere tutto questo interesse da parte della sinistra anche quando si parlava di referendum sulla giustizia. Però che dire, è un fallimento politico. Loro si sono messi in 4 in piazza
portare avanti i 5 referendum, parlando poi di Gaza che non c'entrava niente. No, hanno sfruttato il tema Gaza hanno per fare sfruttato- propaganda sì, sui referendum in pieno esatto, silenzio elettorale, diciamo. in pieno silenzio elettorale, e poi il risultato è che in realtà hanno tutti preferito andare al mare, in montagna, positivo o negativo, ognuno la vede un po' come vuole, però Tu dove sicuramente eri, Grazia, questo weekend? Dillo. io avevo degli Eri impegni sulle pregressi presi in precedenza, quindi Dove eri, Grazia? e dove ero? Io, un bellissimo passo dello Stelvio, proprio A sciare, isolato. Vabbè, ma lui è comprensibile, scia 8 mesi l'anno. Cioè. Vabbè, io era fare un mio dovere, perché è un impegno che mi sono preso. Sacrosanto. Cioè lui ormai lo vede come un dovere andare a sciare, rendiamoci non è che conto. ero lì a divertirmi così, per carità, No. era un lavoro comunque. Vabbè. E comunque abbiamo una telefonata. Abbiamo una chiamata. Due telefonate. Quella. Oh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono io. Buonasera io. Buonasera. Allora le dico, la provincia di Comoco, no? E quindi l'hanno presa in quel posto. Certo. State pur certi che la seconda volta, sia per le elezioni, ho detto subito in casa, ha vinto la destra, d'ora in avanti ci saranno gli scioperi. E detto questo, quindi è il momento che Landini, questo nulla considerato dal suo partito, sta prendendo aria, e quindi l'unica cosa è quel rompere i zebedei, e quindi adesso gli è andata male, ma non demorderà. D'ora in avanti aspettiamoci uno sciopero al giorno. Ma perché? certo. Perché la sinistra si sa, fa così, non riesce di smuovere le cose in un senso, se le smuoverà in un altro. E quindi, detto questo quello che c'è costato questo referendum 90 non milioni era di euro. destinato 90 milioni di eccetera, euro. eccetera. Certo. Quindi, ma no, per il loro cadrighino se ne fregano di quelli sprechi dei soldi, no? E questa, che pensano che la gente sia deficiente, ma la gente, comincia già a pensare, non è più quella del formaggio di grana e del Sangiovese. Va bene, la ringrazio. L'altra chiamata? Buonasera. No? Buonasera. Buonasera. Senta, io non sono andata a votare perché proprio non avrei votato mai. E mi spiace che il governo non riesca a fare più riforme. La Meloni mi sembra un po' come insaccata, aveva promesso tante cose. Mi sente? Sì, certo. Ecco, però quando ho telefonato, mi scusi la signora Risetta, Sì. il processo bisognerebbe farlo ai padroni, non ai cani, perché io ho visitato dei canili nel sud, ci sono i cani maltrattati e torturati addirittura. I cani non c'entrano niente, sono i padroni che sono maleducati. Certo, poi il carattere del cane a volte rispecchia quello del padrone, più o meno civile. Non lo so, io non ho mai avuto cani, ma però bisognerebbe dirle che la pena andrebbe fatta ai padroni, perché il cane è un esserino che non è tanto pesante, no? Mi sembra che non posso dire male dei cani, è il padrone che fa delle cose che non dovrebbe fare. Però sono molto contenta, stasera berrò un bicchiere di vino bianco perché è andato male il referendum. Grazie a lei. Devo dire che anche noi abbiamo stappato quando è arrivato il risultato sull'affluenza. No, allora, io volevo fare un discorso serio, lo avevamo iniziato io e il cugino Vittorio prima della canzone. Quanto sia diventato tossico il dibattito. Soprattutto una certa parte di opinione pubblica, nelle ultime ore di ieri, ha voluto, deliberatamente, per questo dico ha voluto, far passare il concetto che non andare a votare significava privarsi della democrazia e hanno lasciato intendere che questa sarebbe potuta essere l'ultima votazione della loro vita. Allora, abbiamo pagine che fanno vedere foto di signore anziane che si recano a votare scrivendo Rosa, 104 anni, so bene cosa significa avere il diritto di scegliere e cosa significa perderlo.
Poi vabbè, le classiche pagine che dicono: quando sarai vittima di un licenziamento illegittimo ricorda quella domenica dell'8 giugno dove eri invece di andare a votare, come se adesso i licenziamenti illegittimi fossero permessi a tutto spiano. Però Poi posso dire sul licenziamento illegittimo, posso dire che forse ci vorrebbero più licenziamenti illegittimi di quelli che ce ne sono ora, perché con questo sistema che si è incancrenito nel corso degli anni, che per licenziare una persona, almeno che non commetta gravissime robe, la devi tenere lì per forza, e quindi si trovano 3.000 espedienti lavoratori per cercare di tenere il posto pur non facendo niente tutto il giorno, molte volte. Si è incancrenito tutto questo mercato del lavoro, per cui anche i giovani fanno fatica a entrarci, a trovare stabilità, quindi a costruirsi una famiglia e tutto il resto di conseguenza. Cioè adesso non dico di prendere il modello americano dove uno può licenziare l'altro da un giorno all'altro senza motivo, però insomma una via di mezzo, sì, quello sì, però è anche un po' troppo esagerato. Vabbè, ma guarda, il modello americano ha non puoi prendere i modelli e trasferirli in Italia. Certo, però ti sto dicendo, il modello americano ha una disoccupazione del 4% che è per la maggior parte disoccupazione di persone che sono in cerca di un nuovo lavoro e solitamente lo trovano la metà della metà del tempo in cui lo trova un ragazzo italiano. Il modello americano sta in un paese che è non dico il doppio dell'Italia, ma molto più grande, anche dove c'è una libertà economica, in un mercato del lavoro diverso rispetto a quello dell'Italia, diverso, dove con istituzioni diverse rispetto alle nostre, tutto. Quindi non dico di fare un copia e incolla, però comunque iniziare a smuoversi, però in quel liberalizzare senso lì, un minimo il mercato del lavoro, liberalizzare giustissimo, anche perché liberalizzando riesci a mettere in circolo nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Sì, ma al di là del merito delle questioni, volevo rimanere sulla tossicità del dibattito. Cioè io qua vedo anche Cappato che nell'ultimo suo post ha scritto: non esercitando un diritto si finisce per perderlo. Alcuni che dicono stringete le schede come fossero biglietti d'amore. Cioè questa romanticizzazione mai vista di uno strumento politico volta semplicemente a fare propaganda, perché nelle altre occasioni in cui ci sono stati strumenti di democrazia diretta nessuno l'ha mai romanticizzato così tanto. È volutamente una mossa politica. Poi abbiamo visto da tutte le parti frasi tipo: quando il governo vuole convincerti a non votare è il momento che tu vada a votare, come se ci fosse questo governo che vuole toglierci i diritti, allora noi come popolo dobbiamo insorgere e ribellarci. Semplicemente hanno fatto tutto loro. Sì, è vero. Hanno fatto tutto loro, avete fatto tutto voi vi siete raccolti le firme, voi avete fatto propaganda e voi avete perso. Il governo non c'entra nulla, quindi... Anzi, la Meloni è anche andata a votare, ma anche noi, Gaz, siamo andati a votare, ma perché avevamo la certezza che non raggiungesse il quorum. Poi questa demonizzazione dell'astensione: se non andate a votare vuol dire che ve ne fregate della democrazia, se non andate a votare non avete il diritto di lamentarvi. Signori, in una tornata elettorale in cui è previsto il quorum, non andare a votare equivale a votare no. È un concetto molto semplice. Tutti gli influencer che hanno scritto che voi siate favorevoli o contrari, oggi e domani andate a votare, ma chi pensate di prendere per il culo? Ma davvero pensate che scrivendo che voi siete favorevoli o contrari andate lo stesso a votare perché vince la democrazia? Non vince la democrazia manco per niente, vincete voi, semmai, la vostra propaganda becera. Allora, in teoria saremmo al punto di andare con la seconda canzone. Non so se abbiamo un'altra chiamata. Abbiamo un'altra chiamata, benissimo. Oggi tante chiamate. E poi andiamo con la seconda canzone. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Si può intervenire alla vostra discussione? Certo. Si può sempre intervenire. Bene, bravo. Stai attento un po'. Secondo me, quando hanno visto quei begli occhiali da sole che hai, anziché andare a votare, sono tutti andati al mare, hai capito? E hanno fatto bene. Condizionati. Tu sei responsabile di questo fallimento della propaganda CGIL, eccetera, è colpa mia, lo ammetto, è colpa mia. È una colpa tua grave. È perché non ha visto la maglietta, oltretutto. Ecco, bravo. Guardi la maglietta dedicata a Craxi Summertime at Amamet. Sì.
Poi vedi, quello che ancora non hanno detto, ma tutti quanti sai, è questo, che dei 5 referendum, 4 riguardavano particolarmente il lavoro. Certo. Per cui su questi 4 sarà molto probabile che anche elettori di centrodestra, ovviamente un operaio, un impiegato, vuoi che possa ammettere che il datore di lavoro lo prende a calci in culo e lo licenzia come facevano una volta i nostri datori di lavoro di 30 anni fa, è ovvio che saranno andati a votare per il sì anche quelli che non sono iscritti alla CGIL, che ne hanno una barba grossa della Slaia e tutta la sua diatriba. Ma sto Landini cosa voleva? Che ci fossero i Pasdaran lì ai seggi elettorali, o i Fedain, o i Tupamaros, o i Viet Cong, che controllavano i presidenti di seggio su quale parola dicevano o non dicevano al proponente la scheda elettorale? Dai, finiamola. Dagli una sveglia un po' a sti politici, di destra e di sinistra. Ciao, togliti gli occhiali che stai meglio. Ciao, grazie al suggerimento, ma questi occhiali fanno parte di me. Io finché sarò su questa radio non li toglierò mai. Io gli do ragione, togliti gli occhiali che siete dei pagliacci. No, allora, comunque l'ascoltatore ha detto una cosa molto intelligente, cioè molti elettori anche di destra probabilmente sarebbero andati a votare a favore di questi referendum se non fossero stati politicizzati così tanto da Landini. Il referendum costituzionale del 2016 con Renzi, no? Senza entrare nel merito politico, alcuni sarebbero stati anche d'accordo. Nel momento in cui uno dice se vince il no io mi rimetto e vado a casa, è chiaro che te lo sei politicizzato. Anche se sei d'accordo o no. Anche se sei d'accordo no. Il fatto è, questi referendum non andavano disertati per fare un dispetto alla sinistra, andavano disertati perché erano profondamente sbagliati e perché il mercato del lavoro si riforma con una riforma e non con dei referendum abrogativi. È tardissimo, dobbiamo andare con la seconda canzone, Queens of the Stone Age con The Lost Art of Keeping a Secret. I've got a secret I cannot say. Blame on the movement, give it away. You've got something I understand. Hold it in tightly, call on command. Leap of faith, do you doubt? Cut you in, I just cut you out. Whatever you do, don't tell anyone. Whatever you do, don't tell anyone. Look for reflections in your face. Canine devotion, time can erase. Out on the corner, locked in your room. I never believe them, I never assume. Stuck in belief, there is a lie. Promise is promise, not for a night. We've got something to reveal. No one can know how we feel. Whatever you do, don't tell anyone. Whatever you do, don't tell anyone. Whatever you do, don't tell anyone. Whatever you do, don't tell. I think you already know how far I'd go not to say. Minuti
Rieccoci qua su Radio Libertà. Dopo i Queens of the Stone Oggi è un Age. po' strano perché si accendono e si spengono i microfoni all'improvviso, non si sa come mai. Soprattutto quando stai parlando Soprattutto- No, Esatto. no, andiamo, aspetta, cugino. aspetta, dammi prima 2 minuti per dire una cosa, perché Dipende cosa. no, questa volta la proverai anche tu, pasticcino, stai tranquillo. Non mi devi chiamare in quel modo. L'alternativa è dire il tuo Pazzesco. cognome al completo, No, quindi vabbè, allora Prego. allora, tanto la dignità allora, qua l'abbiamo sabato buttata ero via. andato una serata, un DJ set metal con una mia amica. Già me li immagini DJ set metal a Milano. Che cosa Sì, vabbè. comunque Roba torno e devo ovviamente Eh. sono in macchina perché alle 5 e mezza, 6 del mattino ovviamente non è che sto ad aspettare che apra la Ma ci metropolitana, mancherebbe, no? e veramente le strade di Milano sono asfaltate in maniera imbarazzante, cioè sembrava di essere veramente in una strada di montagna, cioè, buche, robe asfaltata malissimo, cioè invece di spendere tutti quelli cazzo di soldi pubblici per quelle minchia di piste ciclabili, ma riasfalta quella cazzo di strada. Sala, ti vuoi svegliare? Beh, devo dire molto moderato, molto pacato, ma anche condivisibile, devo dire. Io penso che Beppe Sala, dopo che ti ha ascoltato su Radio Libertà, Esatto. continuerà a fare quello che continuava a fare prima. però tra un po' si voterà, quindi Tra un po' si voterà adesso. a Milano, Ah, sì, dici dico, l'anno a prossimo, tra 2 Milano, anni. 2027, tra un sì, po'. ma il 2027 arriva in un attimo, non pensate che sia troppo lontano. Questo è quindi... vero. Parliamo di Vabbè, Calenda. Diamo parliamo di una Calenda. notizia No, molto ha divertente. fatto ridere, cioè ha fatto sorridere in questa giornata triste per alcuni E felice per tutti noi altri. Carlo Calenda che si è presentato al seggio. Ma non lo hanno fatto ma non l'ha votare. fatto votare perché aveva esaurito tutti i timbri sulla scheda elettorale, quindi davanti alle telecamere da signore si è scusato, ha detto vado subito a fare la nuova testa elettorale e basta, quindi insomma Che la è vera, sul la vera pezzo, domanda sul è: ma pezzo. secondo me l'ha fatto apposta? Allora, Perché io l'abbiamo quando visto entrare, vado a votare prima la controllo guardi prima la scheda elettorale. Anzi, La la guardo tessera. perché mi sono dimenticato di come era fatta e allora la guardo e capito. Certo. Però sì, secondo me è stata più una trovata sua per Sì, avere per quei non 2 minuti votare. di gloria. No, è bello sui che social vedi e lui via. che va lì, loro gli dicono ma guardi che i timbri, gli spazi per i timbri sono esauriti, e lui fa tipo ah ok, no scusate, allora vado, torno subito e Vabbè. vado a fare quella nuova. Premio Oscar Carlo Calenda. Sì, diciamo che non ci ha creduto nessuno. Imbarazzo per Carlo Calenda, leggiamo dal Fatto Quotidiano. Il senatore è andato al seggio a Roma per votare al referendum, ma ha trovato la propria scheda elettorale con tutti i timbri esauriti. Uno degli scrutatori gli ha indicato la procedura. Vada in via Petroselli, le rifanno subito la scheda. All'uscita dal seggio Calenda ha commentato: sono andato a votare, avevo anche la scheda esaurita. Detto questo, sono un senatore eletto, è giusto che chi è eletto vada a votare. Dopodiché sui referendum chi vuole andare va, chi non vuole non va. Vuol dire che non è d'accordo con questi quesiti e non c'è nulla di antidemocratico in questo. Beh, una posizione assolutamente condivisibile. Ma perché se, cioè, è così e così è sempre stato, cioè non mi sembra che al referendum giustizia, come giustamente diceva Gaz, Conte e la Schlein si strappavano le vesti per dire No, andate a votare a tutti i costi, vi prego, se no non vi vi tolgo prego, la democrazia, la democrazia in pericolo. Pieno governo Draghi, oltretutto, non dimentichiamolo. Però sì, è divertente, è sicuramente una situazione divertente. Quindi l'avrà fatto apposta? Ma L'avrà secondo fatto apposta? secondo me sì, sperando nella crescita di azione dell'1%, però penso che sia un po' difficile. Abbiamo una chiamata. Ok, e poi direi basta, però no, ok, va bene. Allora, iniziamo la puntata all'alba delle 17:40, iniziamo a dare le notizie, direi di chiudere con l'argomento referendum. Con Giuseppe Conte. Quale Giuseppe Conte? Ah, quella che dice che è antisemita nell'anima. E vabbè, agganciamo quella di Greta Ma no, Thunberg, ma non ce l'abbiamo quella. Comunque abbiamo quella di Greta Thunberg, molto interessante, molto interessante. Allora, cugino, la vuoi un attimo riassumere tu? Vuoi spiegare un po'? Vai, prego, cugino, a te l'onore. Gaza, fermato il veliero di Greta Thunberg. Israele lo abborda e lo rispedisce a casa
con gli attivisti appresso. Le forze di mare di Israele hanno abbordato lo yacht dei selfie delle celebrità diretto a Gaza. Insomma, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche io e Gaza quando siamo venuti qui settimana scorsa a fare la rassegna stampa di mattina, col famoso yacht dei selfie che era andato lì con la scusa di portare aiuti umanitari. Esatto. È stata una passerella abbastanza imbarazzante. Insomma, come annunciato nelle scorse ore, la Guardia Costiera ha abbordato e fermato il veliero della Freedom Flotilla Coalition con a bordo Greta Thunberg e altri attivisti. Volevano raggiungere Gaza per rompere il blocco navale, ma dopo diversi avvisi sono stati fermati perché non autorizzati a entrare in Palestina. Lo yacht dei selfie delle celebrità sta navigando in sicurezza verso le coste di Israele, ha riferito il ministro degli esteri israeliano, sottolineando che i passeggeri torneranno nei loro paesi d'origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali. Ma dalle ONG attaccano: la nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato. Quindi Greta Thunberg è stata rapita dalle forze israeliane della Guardia Costiera? Anche se fosse, sinceramente, vabbè, beh, questo è un po' grave, Gaz, no, è un po' grave quello che stai dicendo. Ma che cosa devono fare le forze israeliane? Vedono una barca vela con 4 viziatelli che arrivano lì e fanno i turisti di turno con farsi il selfie mentre danno gli aiuti umanitari. Sì, poi che aiuti umanitari ti porti su una barca vela, me lo vuoi spiegare? Infatti i dati dicevano che era di quello di stimati, era che poteva essere molto meno di un camion di aiuti umanitari. Ma stiamo parlando di una barca vela, ma che aiuti umanitari vuoi dare? Una barca vela dove siete già in 5, in 6 e in più hai anche degli aiuti umanitari. Che aiuti umanitari hai? Ma sì, ma loro volevano arrivare a questo, cioè poter mettere sui social e dire il governo israeliano cattivo ci ha rapiti. È stata tutta una trovata di marketing che non ha funzionato, perché poi anche Greta Thunberg ha perso, meno male, per fortuna, negli ultimi anni la credibilità che aveva acquisito all'inizio. Ma infatti è tutta una strategia per ricercare quella credibilità. Cioè non se la fila più nessuno. Oltretutto, non so se avete visto anche le immagini dell'IDF che blocca la barca e dà anche i panini, insomma, non è che li ha anche coccolati questi attivisti qua, quindi questi qua si sono fatti 5-6 giorni, quanto una settimana di vacanze in barca vela, sono stati anche coccolati dai soldati israeliani, adesso torneranno con il loro jet a casa tranquilli, belli, che beati. poi una cosa comunque interessante per chiudere è che comunque il governo israeliano farà vedere le immagini inedite comunque a questi attivisti di quello che hanno fatto quei barbari assassini di Hamas il 7 ottobre, anche per fargli capire che questi qui sono delle forze pericolose che vanno assolutamente fermate a tutti i costi. Quindi dato che ne è passata la propaganda di Hamas, anche perché il governo israeliano non ha voluto lucrare sui morti del 7 ottobre. Allora, abbiamo un'altra notizia che arriva dalla capitale, dalla mitologica capitale d'Italia. Roma, gli rubano tutto, rimasto senza soldi va a mangiare alla Caritas e si trova a tavola con uno dei rapinatori. Questa è meravigliosa. L'uomo ha chiamato la polizia, in manette un 21enne. Un curioso e gradito scherzo del destino ha permesso a un uomo di 46 anni, vittima di una rapina, di riconoscere e far arrestare uno dei 3 uomini che lo avevano aggredito e ripulito, lasciandolo senza il becco di un quattrino, si legge da Roma Today. Il giorno prima, mentre era alla fermata dell'autobus, l'uomo era stato circondato da 3 giovani nordafricani. Guarda caso. 2 lo avevano immobilizzato, mentre il terzo gli aveva sottratto portafogli, cellulare e trolley. Rimasto senza più nulla, pur di sfamarsi, l'uomo era stato costretto ad andare alla mensa della Caritas e lì tra i presenti ha riconosciuto uno degli aggressori. Uscito in strada per chiedere aiuto a una volante, ha però scoperto che il giovane si era allontanato. Quindi non è tutto bene quel che finisce bene anche in questo caso. Non è quello che luccica. Bene. Abbiamo una telefonata? No, non più, ok. Cugino, tu come la commenti questa cosa? Ma fossi stato in quell'uomo, probabilmente non sarei andato a chiamare la volante, ma ci avresti pensato di tuo. Ma sì, cioè la risolvi, lo vedi,
gli vai incontro, gli tiri un bel gancio destro e ti riprendi tutto, cioè che devi fare? Per me Vittorio è troppo moderato, come sempre. Ovviamente. Ma scusa, ma non gli dici no, dobbiamo rispettare lo stato di diritto, bisogna Dobbiamo rispettare parlare delle lo stato forze di dell'ordine. diritto, sì, vabbè, dai. Ma vedi, lo pensa anche lui, devo anche, ma non ci crede neanche ma lui. ma devo anche anche lui, commentare come me. queste notizie, ma è di un imbarazzo allucinante. Un mondo al contrario. Ecco, un mondo al contrario. non era ancora uscito oggi. Pensa se fosse successo a te, Gaz. È un mondo al contrario. Però vabbè, lui non sarebbe mai andato alla Caritas a mangiare. No, figurati. No, dai. No. Per fortuna non ne ho bisogno. Quindi. Bene. Ringraziamo la Caritas. Ovviamente ringraziamo la Caritas con quello che fa a livello umanitario. Allora, abbiamo altre notizie, tutte molto simili, sono sempre molto simili a queste. Andiamo con l'ottantenne, con Caserta. Cugino, dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare di bello? Ma direi no, quella giapponese, dai. Quella giapponese, benissimo. Allora. Di Vanity Fair. Di Vanity Fair. Grazie. Allora, il Giappone dice basta ai nomi troppo creativi. I bambini non potranno più essere chiamati Pikachu o Torino. D'ora in poi, se il nome scelto dai genitori per i loro figli sarà considerato troppo stravagante o difficile da leggere, potrà essere rifiutato dall'anagrafe. Gaz. Allora. Tu chiameresti mai tuo figlio Pikachu o Torino? Allora, Torino no. Pikachu, se dovesse nascere un po' giallo magari ci penso, però non so, Pikachu è un po' difficile. Sì. Insomma. Anche perché Pikachu... No, vabbè. Comunque, no, è un mondo al contrario, quello che dicevo prima. Anche in Giappone si sono pokemonizzati, no? Un po'... nascono lì i Pokémon, quindi se non sono però se non sono lì dovrebbero esserlo. Sì, ma non è normale chiamare un figlio Pikachu o Torino, cioè va bene che poi... È vero, il cugino Vittorio ha la libertà, assolutamente, sì. il diritto all'autodeterminazione. Ma poi è vero. Siete stati per 6 mesi a leccare il culo a Elon Musk che ha chiamato suo figlio che ha chiamato suo figlio come un codice a barre e rompete il cazzo per gente normale che vuole chiamare suo figlio Pikachu. Ad esempio, io se avessi un figlio lo chiamerei Yoga, come Yoga del cigno dei Cavalieri dello Zodiaco. Infatti nascerebbe deviato come te. Ma tanto mi torna in mente la puntata di Boris quando si pensava che la fidanzata di Biascica fosse incinta e lui voleva chiamare suo figlio Francesco Totti Biascica. No, poi è vero che comunque in alcune parti del mondo chiamano Florenzia, che sarebbe Firenze, no? La traduzione. O in altri modi, adesso non mi vengono in mente, però dai, cioè Torino, come fai a chiamare con tutto il bene che voglio ai torinesi? Ad esempio dei nomi che danno gli afroamericani ai figli? Cioè ci sono nomi come la Tosca e tu mi vieni a dire di Torino? Cioè che è un nome strano? Vabbè, ma non è che uno è strano e l'altro no, sono entrambi strani. Cioè, ma ci sarà la libertà dei genitori di chiamare il figlio come cazzo vuole? Ma cioè, se questo lo condanna a doversi nascondere per tutta la vita, ma guarda che gli crei danni psicologici a questo povero bimbo. Ma sono cazzi suoi. Ma no, ma certo, cioè, vabbè. Bene. Allora, probabilmente il vita degli interessi con l'ordine degli psicologi. Perché... Allora, abbiamo una notizia che rispecchia pienamente il tipico sabato sera del cugino Vittorio. Allora, andiamo a Verbania. Non lo salutano al bar. Ottantenne si presenta armato di una falce da 40 centimetri. Droga e ubriachi, il folle weekend a Verbania. Cugino, cosa hai combinato? Totalmente, cioè, mio nonno. Il bilancio dei controlli dei carabinieri sulle strade del VCO. In tutto sono state 13 le persone denunciate. Ubriachi al volante, droga, intemperanze e violenze, come nel caso di un ottantenne che, insoddisfatto per lo sgarro del mancato saluto al bar, si ripresenta col macete. Un fine settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri del comando provinciale di Verbania. Bellissimo. A Domodossola un 19enne è stato denunciato per spaccio, trovato con 30 grammi di hashish e oltre 3.000 euro in contanti. Sempre in città, un cittadino straniero senza fissa dimora è stato denunciato per violazione di domicilio. Occupava abusivamente l'abitazione di un anziano fuori provincia, ma nonostante questo
6 automobili sono stati sorprese alla guida in stato di ebbrezza e uno per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Questo è stato un po' il riepilogo di tutto il weekend. Diciamo che solamente una cosa in realtà è negativa, cioè è veramente criminale. Sì. Ovviamente l'occupazione della casa, tutto il resto dovrebbe essere normale amministrazione, ecco. Dici? Ma sì, ma come tu ben sai, io sono da sempre mi sono dichiarato favorevole alle legalizzazioni, sì, perché credo che se ci sia una domanda ci sarà sempre qualcuno che risponderà a quella domanda da parte del mercato, è come funzionano i sistemi economici, non lo si può fermare, quindi sarebbe molto meglio toglierli alla criminalità organizzata questi fonti di entrate. Ma assolutamente. E poi credo che insomma, se sono a casa mia e voglio tranquillamente divertirmi in maniera creativa, non vedo perché dovrebbe venire lo Stato a rompermi i coglioni. Beh, vabbè, certo. Mamma mia, cugino, questa puntata sei particolarmente volgare. Complimenti. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma arrivati a questo punto. È un miracolo. È un miracolo. Fosse per te, Gaz. Fosse per me il primo giorno, anzi la prima sera dopo la puntata, bam, chiuso. Ma perché lei mi consenta, ha fatto vedere la differenza netta che c'è tra me che sono un liberale e lei che è un socialista. Vabbè, però in tutto ciò ripresentarsi col macete e insoddisfatto per lo sgarro del mancato saluto mettersi a minacciare qualcuno sotto effetto di droga e di alcol, secondo me è da maleducato. Certo, non hanno salutato, è normale che sono dei maleducati. Ecco, nella tua cultura, cugino, come la vedi questa cosa? Penso sia una cosa assolutamente una reazione legittima. Mancanza di rispetto, il vecchietto è entrato tutto allegro, tutto felice, li ha salutati, questi volgarmente non gli hanno risposto e giustamente l'ha risolta con un aggressivo negoziato. È pazzesco, ragazzi. Bene. Perché sì? io ogni puntata mi chiedo dove prendiate queste notizie. Cioè solo 2 scappati di casa come voi riuscirebbero a prendere la notizia più strana e portarla in una radio Libertà, tu poni la domanda sbagliata. Dici. Tu non devi chiederti noi che la cerchiamo, tu devi chiederti il perché dei giornalisti facciano questo tipo di inchieste. Chi l'ha scritta, poi forse mi pongo la domanda se qualche notizia è vera o falsa. No, sono tutte vere. Ne abbiamo un'ultima in realtà da dare prima di mandare al macero questa puntata definitivamente. Allora, avete presente tutte quelle volte che vi devono dare una raccomandata, il postino citofona, poi non aspetta neanche che voi rispondiate, vi lascia l'avviso di giacenza e se ne va? Qualcuno ha avuto il coraggio di ribellarsi. A Sanremo il postino non lo aspetta mentre è al bagno, lui esce e lo picchia. Cioè io cosa devo commentare qua? Me lo spieghi? Una reazione assolutamente giusta. Un postino è stato aggredito in tarda mattinata in via Gabriele D'Annunzio a Sanremo da un uomo che, aprendo la porta di casa, ha visto che il portalettere si era allontanato dopo aver suonato alla porta. Stando a quanto ricostruito, infatti, il postino avrebbe atteso qualche secondo come da prassi, ma visto che nessuno rispondeva, si è rimesso in strada per proseguire il proprio lavoro. L'inquilino nel frattempo era impegnato alla toilette, che però è uscito subito per raggiungerlo, ma questo ormai se n'era già andato. Questo modus operandi, cugino, ha stancato, quindi ha fatto bene questo signore a libellarsi. Ovviamente noi non giustifichiamo la violenza, però possiamo dirlo. Ma diciamo che ti portano, cioè ti provocano tutte quelle volte e poi lui non ci ha più visto. Poi secondo me hanno proprio quel dono di poter di citofonarti quando tu stai facendo sempre tutt'altro e non puoi andare ad aprire. Cioè secondo me aspettano sempre il momento in cui sei impegnato a fare qualcosa. Ovviamente salutiamo tutti gli amici postini all'ascolto di Radio Libertà. Sono un po' come i testimoni di Geova comunque. Che tra l'altro è da un bel po' di tempo che a me non suonano più, non so perché.
Non ci probabilmente dispiace. perché ti Probabilmente guardano, perché ci guardano su Radio ti Libertà. guardano su Radio Libertà e capiscono che Che è meglio di no, che Non 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 sarò mai salvato dalla fine del indemoniato. mondo. No, assolutamente. Dopo un'accesa discussione, l'uomo ha colpito con un bastone il portalettere, graffiandogli l'orecchio sinistro. Quindi, vabbè, non si è fatto neanche tanto male, però intanto ha ricevuto una lezione per la sua poca educazione e poca pazienza. Ma ragazzi, ma che puntata delirante è stata! Abbiamo già raggiunto la fine, qua siamo tutti contenti di essere arrivati fino alla fine, soprattutto la regia che non ne può proprio più. È piena, ci fa segno che è piena. Guarda, io la compatisco. Anche tu, ma tu sei arrivato pure in ritardo, ma cosa parli? Vabbè, Beato beato lui. me, vedi. Quindi che facciamo, cugino? Salutiamo e ce ne Io andiamo. vorrei chiedere comunque a Gazzola prima di andare di dire che Putin è un criminale terrorista. Ma perché lo deve dire? Ma cosa c'entra con il resto della puntata? Ma perché erano delle condizioni del suo rilascio, vedi? Cioè è arrivato dopo essere stato rilasciato. Non mi riguarda. Io e i servizi segreti ucraini l'avevamo rapito apposta proprio per fargli il lavaggio del cervello. Questo qua ancora parla, ma io sono allucinato, guarda. Che degrado, Che degrado, ragazzi. È un mondo al contrario tutto questo. Gazzo, ma tu ci sei lunedì prossimo? Io spero di no. O sarai ancora rapito? Io sarò ancora rapito. Lo sei già adesso? No, anzi, questo weekend andrò a vedere la 24 ore di Le Mans. Quindi, quando poi la domenica penserò che il lunedì dovrò essere qua in radio, mi butterò sotto la prima macchina che passa lì sul circuito, così almeno ho tolto la metà dei miei problemi. Guarda, l'importante è che tu non crei disagio a nostro signore Antonio Giovinazzi. Per tutto il resto poi... Giovinazzi. Benissimo, signori, dobbiamo salutare che è tardissimo. Noi vi lasciamo con Elton John e Dua Lipa e Dea Lipa con Cold Heart. Vi diamo appuntamento a settimana prossima. A settimana prossima e come sempre, cugino, viva i piedi! Ecco. Human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong, cold heart done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me